Scoperto a Oriago di Mira uno spaccio all'ingrosso di eroina, trovati nascosti nello zoccolo della credenza in un appartamento al civico 8 di via Colombara 1,5 kg di droga e l'incartamento spacchettato di un'altra mattonella di sostanza stupefacente appena venduta. La base logistica era gestita da un albanese di 23 anni, clandestino e senza precedenti, un autentico fantasma per le forze dell'ordine. Matteo Naco, che ora è in carcere, era una figura strategica per smistare chili di merce e non lasciare tracce. Ovviamente una persona deputata a questo ruolo, cioè di ricevere le partite e di cederle direttamente, ma in un livello alto, parliamo proprio direttamente di arrivo, di gestione di partite sulla rotta Albania-Italia. La squadra mobile di Venezia sospetta di aver individuato un'importante organizzazione di narcotrafficanti che si muove sulla rotta albanese. L'arresto è scattato dopo che gli agenti di polizia hanno visto scaricare nei pressi dell'abitazione da una Fiat Marea guidata da un complice, un connazionale di 23 anni, 45 kg di sostanza da taglio. Da un primo esame si è scoperto che non si tratta di lattosio e nemmeno di paracetamolo, sostanze usate per tagliare la droga, e dunque l'operazione è destinata a rivelare anche altri dettagli su come viene tagliata la sostanza stupefacente. Scoperto con il materiale compromettente, Matteo Naco ha cercato di depistare la polizia, affermando che era senza fissa dimora, ma attraverso un mazzo di chiavi che aveva con sé, gli investigatori sono risaliti all'appartamento. La quantità di eroina trovata poteva fruttare almeno 240.000 euro. Visto ripeto, il 1,5 kg, 2 kg di eroina, i 45 kg di sostanza da taglio, sicuramente stupefacente destinato così al fabbisogno non soltanto della provincia veneziana, ma visto anche che siamo sulla riviera, quindi anche della limitrofa provincia di Padova o di altre province anche del Veneto o del nord-est in genere.